Ed ora l'appuntamento con la dottoressa Francesca Zottis nella rubrica PD Informa. Sentiamo le novità politiche del San Donatese. Oggi incontriamo la dottoressa Francesca Zottis, segretario del Partito Democratico San Donatese. Dottoressa, parliamo di un argomento che ha fatto molto scalpore negli ultimi tempi, la chiusura delle sedi distaccate dei tribunali, in particolare quello San Donatese. Cosa sta succedendo? È in procinto di chiudere? Sì, insomma, il Ministero ha deciso che il Tribunale va chiuso, quindi hanno chiuso tutte le sedi distaccate, sia a San Donà sia a Portogruaro. Diciamo che San Donà ha un problema in più, oltre ai problemi di riorganizzazione che chiaramente insomma, sono dovuti alla chiusura del Tribunale, perché noi faremo riferimento a Venezia, però il problema reale è che andiamo a pagare 470.000 euro all'anno di affitto. È vero che l'amministrazione scade l'anno prossimo, però è anche vero che queste sono responsabilità non da poco e scelte che comunque erano state fatte sempre dall'amministrazione precedente, sempre del sindaco Zaccariotto. Ecco sì, è una spesa molto importante, ma soprattutto va ricordato che la chiusura del Tribunale arreca anche molti danni ai cittadini. Purtroppo sì, nel senso che chiaramente la comodità di avere un tribunale distaccato più vicino e più comodo rispetto a quello che si trova a Venezia non è da poco. Purtroppo anche qua non si è stati in grado comunque di trovare un accordo territoriale che portasse il Veneto orientale, quindi San Donà e Portogruaro, a fare una scelta oculata su quale dei due eventualmente salvare. Ci saranno delle possibilità per evitare di sostenere questa spesa? Non credo, nel senso che c'è un contratto, quindi o si rileva il tribunale o si paga un affitto. Non credo che un privato faccia una donazione di questo genere a un'amministrazione pubblica. Per quanto riguarda invece città metropolitana, a che punto siamo arrivati? Adesso stanno muovendo i consigli comunali perché devono esprimersi se vogliono rimanere con Venezia o vogliono eventualmente invece andare con una provincia limitrofa, in questo caso stiamo parlando di Treviso. Per ora sembra insomma, che la maggioranza per fortuna stia con Venezia, per cui nel rimanere all'interno della città metropolitana. È chiaro che questo può essere un vantaggio nel momento in cui il Veneto orientale rimane unito. Nel momento in cui dovesse rimanere unito è un reale vantaggio rimanere con Venezia. Qual è il vostro pensiero in merito? Avete delle proposte specifiche? Sì, abbiamo sempre sostenuto di rimanere con Venezia rifacendosi alla legge 16 del 93, il Veneto orientale, che gli attribuisce competenze specifiche soprattutto in materia di pianificazione del territorio e anche finanziamenti specifici. Quindi cercare di rimanere all'interno della città metropolitana per quello che rappresenta anche in termini di brand, in termini di potenziali futuri, magari non immediati finanziamenti, però mantenendo, visto che la legge ce lo permette, un livello di autonomia del Veneto orientale, soprattutto in termini di pianificazione del territorio, di pianificazione e gestione dei servizi. I cittadini invece sono dello stesso parere? Ma io sentendo i cittadini di San Donà mi pare che qualcuno abbia anche pensato giustamente a Treviso, perché è un dibattito che si era anche aperto in passato, dopodiché la maggioranza mi pare che stia con Venezia e che voglia rimanere veneziana, chiaramente con delle garanzie su cui stiamo cercando di lavorare, perché sono la prima a dire insomma devono esserci dei benefici, non può essere Venezia madre matrigna. Per esempio, però questo è un parere del tutto personale che andrà discusso come tutto il resto all'interno del partito, però che il sindaco deve essere comunque ad elezione diretta, non può essere il sindaco della città di Venezia e il sindaco della città metropolitana, proprio per dare una garanzia di valorizzazione di tutto il territorio. Grazie alla dottoressa Francesca Zottis, noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con la rubrica PD Informa.